Buonasera, alle principali notizie. A Trapani l'ultimo saluto ad Alessandro, il bimbo di 10 anni caduto dal balcone. Al termine dell'omelia il vescovo Fragnelli dice arrivederci in paradiso. A Palermo una dodicenne di Monreale chiama il telefono azzurro e fa arrestare la madre e il compagno. L'operatore racconta degli abusi sessuali subiti insieme al fratello. Soccorsi sull'Etna, 7 escursionisti, 1 è ferito gravemente e un vigile del fuoco è scivolato durante le operazioni di recupero. Cresce la preoccupazione tra i lavoratori del call center Telecontact di Caltanissetta dopo l'annuncio della cessione di un ramo d'azienda. A Catania è caos per auto in sosta selvaggia davanti al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi. Il cantautore Ercomi in Sicilia con il suo spettacolo in 2 atti pieno di monologhi e un unico filo conduttore. Calcio, il Catania batte il Benevento e consolida il secondo posto, protagonista ancora Cicerelli, adesso l'attenzione per la Casertana. Buonasera. A Trapani questo pomeriggio l'ultimo saluto ad Alessandro, il bimbo di 10 anni caduto giù dal balcone. In tantissimi oggi in cattedrale a rendere omaggio e stare vicino ai genitori. Sentiamo il servizio di Laura Spanò. Arrivederci in paradiso, Alessandro. Così il vescovo di Trapani Pietro Maria Faragnelli ha salutato alla fine dell'omelia il piccolo Alessandro, il bambino di 10 anni morto sabato a seguito delle gravissime lesioni riportate nella caduta dal balcone della sua abitazione avvenuta venerdì 24 ottobre. Il piccolo è stato affidato nelle braccia di Maria che tutti consola. Nella cattedrale di San Lorenzo a Trapani un silenzio carico di dolore e commozione ha accompagnato la funzione funebre. Tantissime le persone strette attorno alla mamma Maria Luisa e a papà Massimo, il loro un dolore composto. Presenti tutte le associazioni che hanno seguito in qualche modo il piccolo nel suo percorso terapeutico. Alessandro soffriva di una grave forma di autismo. C'era anche la scuola Eugenio Pertini che Alessandro frequentava. Presente il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, quello di Erice Daniela Toscano, alcuni rappresentanti delle 2 giunte, tanti accompagnanti del bimbo. Alla fine applausi e tanti palloncini bianchi lasciati liberi. A Palermo una dodicenne di Monreale chiama il telefono azzurro e fa arrestare la madre e il compagno e racconta soprattutto all'operatore, la piccola ragazza, che è degli abusi sessuali subiti da lei e dal fratello. Sentiamo il servizio. È poco più che una bambina, ma è disperata e così, da un paesino del monrealese, chiama un numero di emergenza. È quello del telefono azzurro. All'operatore racconta che da mesi lei e il fratello di poco più grande sono sottoposti dalla madre e dal compagno a violenza del corpo e dell'anima, costretti a partecipare ai loro rapporti sessuali. È fine agosto quando a mettere in moto i carabinieri di Monreale nel Palermitano, coordinati dalla Procura di Palermo, è proprio quella chiamata coraggiosa al telefono azzurro in cui l'operatore comprende subito che il caso esige l'intervento dei carabinieri. In questo caso, appunto, il coinvolgimento immediato delle forze dell'ordine per evitare la reiterazione del reato e quindi comunque che la bambina continuasse a vivere questa situazione di pregiudizio a suo danno. 48 ore dopo i 2 ragazzini sono stati portati in una struttura protetta. Oggi l'arresto della donna di 30 anni e del compagno di 44, accusati di atti sessuali in concorso nei confronti di minori, con l'aggravante per la donna del vincolo familiare. Un contesto di degrado, quello in cui è maturata questa vicenda, non nuova alle cronache purtroppo, perché solo nel 2024, come segnalato dall'associazione Meter, sono stati ben 600 i casi di abusi sessuali nei confronti dei minori tra le mura domestiche in Sicilia. Le donne vengono coinvolte, a volte in maniera molto diretta, e il fenomeno della pedomama e quindi di conseguenza delle donne che approfittano anche dei loro figli insieme ai loro compagni sta diventando veramente un atto estremamente criminale. Si ipotizza che gli abusi subiti dai minori siano stati filmati o fotografati. Il Codacons intanto ha già annunciato che si costituirà parte offesa nel procedimento della Procura.
A Palermo la polizia ha arrestato a Ballarò un giovane di 14 anni per detenzione di 2 pistole trovate nel bauletto del suo scooter. In un altro controllo allo Zen un 22enne è stato trovato con una pistola nascosta nella camera da letto. Adesso a Messina, dove oggi ha fatto tappa la commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di sicurezza delle periferie, una giornata di audizioni e sopralluoghi. Francesco Triolo. Fari puntati su periferie e degrado sociale, criminalità giovanile e droga. A Messina è arrivata la commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, guidata dal deputato Alessandro Battilocchio di Forza Italia per una serie di audizioni sulla situazione della città. Il deputato ha evidenziato la percezione di sicurezza positiva a Messina confermata dal questore e dai comandi carabinieri e guardia di finanza, con un calo dei delitti del 2% rispetto al 2023. Tuttavia ha richiamato l'attenzione su criminalità giovanile e consumo di sostanze stupefacenti, oltre alla necessità di rafforzare gli organici di polizia. Un'attenzione al tema della criminalità giovanile che va monitorata anche per una diffusione degli stupefacenti, del consumo di stupefacenti, in particolare del crack. Riflettori accesi sulle aree marginali della città, quelle interessate allo sbaraccamento e al risanamento, dove sono stati effettuati alcuni sopralluoghi. C'è stata da parte di tutte gli interlocutori con i quali oggi ci siamo confrontati una richiesta di dare continuità a questo percorso. Il discorso baraccopoli con questo tipo di situazione è un qualcosa di peculiare di Messina. La Regione, attraverso l'assessore Elvira Amata, ha ribadito la necessità di una proroga di quei poteri speciali per il risanamento in scadenza a fine dicembre. È chiaro che questo lavoro non può avere nemmeno un attimo di fermo, perché si perderebbe tutto quello che è stato fatto sino a questo momento. Quindi il nodo fondamentale sono proprio i poteri speciali che ci hanno aiutato ad arrivare oggi allo stato dell'arte che abbiamo appena illustrato alla Commissione parlamentare. Sono 4 gli episodi di concussione contestati dalla Procura di Palermo al funzionario dell'assessorato regionale ai beni culturali Antonio Librizzi, arrestato dai finanzieri dopo aver ricevuto una tangente di 1.000 euro. 3 le richieste ai danni di un imprenditore e 1 a un editore. In un caso avrebbe preteso anche un monopattino. Vediamo le operazioni di soccorso scattate la scorsa notte sull'Etna. 7 gli escursionisti, 1 è in gravi condizioni e un vigile del fuoco nelle operazioni di recupero è rimasto anche lui ferito ma non gravemente. Sentiamo Roberta Lunghi. Intervento di recupero complesso per i vigili del fuoco di Catania e per il soccorso alpino e speleologico impegnati a più riprese insieme alla Guardia di Finanza in una operazione di salvataggio e recupero di 2 persone gravemente ferite sul versante sud-est dell'Etna. Tutto è cominciato nel tardo pomeriggio di domenica, quando i vigili del fuoco di Catania sono intervenuti in aiuto a un gruppo di 7 escursionisti e un cane che si era avventurato sull'Etna tra Val Calanna e la Valle del Bove. Uno, il ferito grave, è scivolato mentre raccoglieva castagne. Una volta individuato il gruppo, un elisoccorritore si è calato sul posto per raggiungere gli escursionisti. Durante le operazioni, tuttavia, il cane ha compiuto alcuni movimenti improvvisi, facendo scivolare il vigile del fuoco su un tratto di terreno particolarmente scosceso e accidentato. A causa delle condizioni meteo avverse del forte vento, non è stato poi possibile effettuare ulteriori manovre di recupero aereo. Nel frattempo, le squadre di terra hanno raggiunto la zona, prestando assistenza e conforto agli escursionisti e al vigile fino alle prime ore del mattino, quando è stato possibile procedere al recupero di tutte le persone coinvolte grazie all'intervento congiunto dell'elicottero Drago e del nucleo volo dei vigili del fuoco e di elicotteri della Guardia Costiera e della Marina Militare. Il vigile del fuoco è stato dimesso dall'ospedale Cannizzaro con una prognosi di 20 giorni, mentre uno degli escursionisti, in condizioni più serie, è stato imbarellato e trasferito al Trauma Center per accertamenti sanitari. La pagina sindacale, perché cresce la preoccupazione tra i dipendenti della Telecontact di Caltanissetta dopo l'annuncio della cessione del ramo d'azienda. Sentiamo Rita Cinardi.
Sono ore di grande preoccupazione per i lavoratori della Telecontact Center, società del gruppo TIM, dopo l'avvio della procedura di cessione di ramo d'azienda. A rischio ci sarebbero circa 340 posti di lavoro nella sola sede di Caltanissetta. Le organizzazioni sindacali parlano di un'operazione che potrebbe compromettere tutele e stabilità occupazionale, chiedendo un intervento immediato da parte del governo e della regione per garantire continuità produttiva. Anche le istituzioni locali seguono da vicino la vicenda. Il presidente del Consiglio Comunale Gianluca Bruzzaniti ha espresso solidarietà ai dipendenti, sollecitando un tavolo di confronto con Roma. L'azienda parla di una riorganizzazione dei servizi di customer care, ma i sindacati temono un passo verso l'esternalizzazione e chiedono chiarezza sul futuro dei lavoratori. Il rischio concreto per questi lavoratori è che vengano meno le garanzie occupazionali che oggi hanno, perché sono nell'ambito di una grossa azienda multinazionale del gruppo TIM, e che rischierebbero di perdere qualora il progetto andasse avanti su questa scellerata iniziativa di portare fuori dal gruppo TIM questa azienda Telecontact. Tra Telecontact e il gruppo Distribuzione Italia, ma parliamo di una società DNA che ha appena un capitale di 10.000 euro e che a noi risulta totalmente sconosciuta. L'avvertenza resta aperta, nelle prossime settimane sono attesi incontri decisivi. Intanto a Caltanissetta cresce la preoccupazione per una realtà che rappresenta uno dei principali poli occupazionali del territorio. Stanotte nell'aeroporto di Catania Fontanarossa verrà effettuata un'esercitazione del piano di emergenza aeroportuale. La simulazione ha l'obiettivo di testare la capacità di risposta dell'intero sistema aeroportuale in caso di incidente aereo con feriti. Saranno coinvolti tra gli altri ENAC, ENAV, Vigili del Fuoco, Polizia di Frontiera, Carabinieri, Guardia di Finanza, 118 ASP e altre autorità governative degli enti locali. Restiamo a Catania, dove c'è anarchia e sosta selvaggia che ostacolano l'accesso al pronto soccorso del Garibaldi. I vertici dell'ospedale dicono in via Filzi servono più controlli, c'è in ballo la sicurezza dei pazienti. Tonino De Mana. L'ospedale Garibaldi Centro, la scuola Turrisi Colonna, il mercato rionale e la sosta selvaggia. Tutto concentrato in pochi metri per un concentrato di pericoli. Dagli attraversamenti pedonali ad ostacoli per la presenza di auto e bancarelle al problematico accesso al pronto soccorso, ostaggio del traffico e dell'anarchia, specie lunedì, giorno del mercato rionale in piazza Montessori. Proprio davanti a pronto soccorso spicca un bel cartello di divieto di sosta e fermata. Purtroppo nessuno rispetta la segnaletica e ancor peggio, nessuno multa. Sono sicuro che con i nuovi vigili urbani si darà nuovo impulso, ci sarà un controllo maggiore per le vie della città, soprattutto laddove c'è in ballo la sicurezza dei pazienti. Farei un appello soprattutto ai cittadini di essere attenti perché in ballo non c'è soltanto la nostra sicurezza, ma anche la loro, perché l'ospedale, ricordo, è di tutti. L'arrivo dei nuovi vigili, utilizzati in settimana all'incrocio tra Viale Mario Rapisardi e Via Fabio Filzi, come abbiamo documentato, lasciava ben sperare. Ma all'azione di contrasto, all'indisciplina, serve continuità delle forze dell'ordine e senso civico degli automobilisti, almeno di una parte. L'altra chiede un'azione concreta, più controlli ed il nostro intervento al numero di WhatsApp 342 74 55 005 con la speranza di riportare un po' di ordine nell'interesse di tutti. Una breve pausa, poi parleremo del progetto Inside che è rivolto al territorio e alla qualità della vita. Presentato oggi a Catania il progetto Inside, sentiamo di cosa si tratta, ci dice tutto Emanuela Corsi. Si chiama Inside, Innovation and Sicily Data Engine, una nuova piattaforma digitale open che unisce intelligenza artificiale e dati territoriali per offrire una visione integrata e strategica della Sicilia. L'isola produce ogni anno un'enorme quantità di studi, report e analisi su settori chiave come economia, turismo, ambiente e coesione sociale, dati che spesso restano isolati e frammentati. L'obiettivo è di trasformare questo patrimonio informativo frammentato in uno strumento operativo al servizio di chi pianifica, sceglie e investe.
Trieste. È un progetto innovativo perché vuole raccontare i territori in modo diverso dal tradizionale. Uno dei output, cioè dei risultati più importanti di questa ricerca, è l'indicatore indice di pienezza della vita, si chiama LIFT. LIFT è il nuovo indice per misurare la qualità dei territori, partendo dal valore reale della vita, che punta a leggere le trasformazioni sociali e culturali che stanno cambiando le città e le priorità delle nuove generazioni, sempre più attente al benessere, al tempo libero e all'equilibrio tra vita personale e professionale. Noi proviamo a raccontare che secondo i nuovi valori, secondo quello che stiamo sentendo, vogliono soprattutto i giovani, vogliono le generazioni che danno più peso non solo agli aspetti economico-reddituali, ma anche appunto a un concetto più ampio di pienezza della vita, appunto. Questo indicatore ci consente di dare risultati molto interessanti. Noi diamo il nostro contributo come università, lavoriamo non solo per far rimanere i nostri ragazzi qui, siamo ancora più ambiziosi, ma far rientrare quelli che sono andati fuori. Il cantautore Ercomi in 2 tappe in siciliane per il suo spettacolo teatrale che ha in 2 atti con tanti monologhi e un unico filo conduttore. Orazio Longo. In scena la parabola di un artista arrivato al successo da ragazzino grazie al rap, ma che, come ha spiegato lui stesso, al rap non ha voluto fermarsi. 2 date in Sicilia per Mirko nei teatri, il tour di Ercomi che toccherà Palermo, Teatro Golden il 5 novembre e Catania, Teatro Metropolitan il giorno dopo, accompagnato da una band di 7 elementi, uno spettacolo in 2 atti ricco di monologhi e con un filo conduttore. Ci saranno i fiati, ci saranno delle presenze extra musica, perché adoro far comunicare dei contesti che spesso non comunicano, non c'è nulla di meglio in un caso come quello dei teatri, ci sarà tanto me e tanta voglia di racchiudere i miei 10 anni nel migliore dei modi. Il teatro come dimensione intima, spiega Ercomi. Io all'interno di questi teatri porterò tutti i miei album e la trovo una dimensione più intima, più personale, in qualche modo stretta tanto quanto la mia casetta che condividevo con gli amici quando le prime volte scrivevamo le prime rime. In scaletta ampio spazio alle prime canzoni, Milano Baciata, Ossigeno, Vuoi una mano, e alle hit La coda del diavolo, 10 ragazzi, Nuovo Range, ma anche all'ultimo album, Decrescendo. So che non è lo stesso, ancora ci penso, ma è sempre dal male che si trova un senso. Ciao Ariete. Grazie a tutti di essere venuti. Ci fermiamo, poi lo spazio al calcio con gli impegni di Catania e Palermo. Il Catania batte il Benevento e si piazza al secondo posto, protagonista ancora Cicerelli che decide il match sul calcio di rigore. Ufficiale intanto il rinnovo fino al giugno del 2027 del centrocampista Alessandro Raimo. Marco Carli. Un altro passo avanti aveva chiesto Toscano prima della partita con il Benevento. È stato così. Ora bisogna non fermarsi perché in realtà di passi in avanti il Catania contro i Sanniti ne ha fatti parecchi. Vincere innanzitutto, secondo posto in classifica, -1 dalla Salernitana già battuta. Nono clean sheet in stagione, ancora porta inviolata al Massimino. I numeri come sempre li fanno i tifosi, quasi 20.000 allo stadio e un fortino che è tornato tale anche per merito loro. Insomma, una domenica perfetta alla fine di una settimana perfetta. Che ci aspetta già la partita venerdì con la Casertana. Ripeto, se tu vuoi essere una squadra che vuole competere per il vertice devi dare la stessa importanza ad ogni partita. Ci godiamo questa vittoria, non abbiamo neanche il tempo di goderci, devi prepararla con la Casertana che è in un buon momento. Squadra al lavoro in vista della partita di Caserta di venerdì che Telecolor trasmetterà in diretta in chiaro, ma intanto è stata la settimana perfetta anche di Cicerelli. Il suo rigore sblocca e decide la partita 7 giorni dopo la super punizione con la Salernitana. La cornice di pubblico, insomma, dopo a distanza di una settimana la Salernitana era praticamente come se non ce ne fossimo mai andati dallo stadio, quindi veramente bello. E poi sì, sono contento a parte del gol perché alla fine penso che il merito sia di tutti e la cosa che mi fa più felice è che veramente siamo tutti in un'unica direzione e si vede.
Vigilia di campionato in Serie B per il Palermo rosanero domani al Barbera contro il Monza per il turno infrasettimanale. Rosanero già in crisi, domani un nuovo esame di maturità. Marco Gullà. I primi campanelli d'allarme. La sconfitta di Catanzaro apre preoccupazioni e riflessioni in casa Palermo. La macchina si è fermata, anche bruscamente. Qualcosa non va. Ma oggi è già vigilia di campionato. Domani al Barbera, nel turno infrasettimanale, il Palermo affronterà il Monza secondo in classifica. C'è già l'occasione di riscatto per i rosanero, che però dovranno fare inversione ad U rispetto alla prestazione del Ceravolo. È importantissimo. Sappiamo che abbiamo fatto un bel percorso fino adesso. Dobbiamo continuare a lavorare e come ho detto prima bisogna dare di più. Dare di più, principalmente in attacco. Il Palermo ha segnato poco, poi Ampalo spesso è isolato e mal servito dai compagni. Inzaghi ne è consapevole e domani, contro il Monza, dovrebbe nuovamente cambiare 11 iniziale, inserendo Brunori e avanzarlo rispetto al raggio d'azione delle ultime gare. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e buona serata.